Dopo la sigla si va con la quinta. Cavalli di 3 anni, femmine, non vincitrici di 2000 euro in carriera. Gea Bella, Ginger Forget Kampf, Gigia Bug, Ginevra Jet, Grery Sage, Gea Horse, in seconda fila Grace Vimar, Galà Stecca, Golden Rose SP, Gabri LZ. Punto start che prende velocità. Partite. È veloce Gigia Bug che cerca di scavalcare Gea Bella, la quale prova a contenerla, insiste Gigia Bug che passa su Gea Bella. Dalla seconda fila Gabri LZ ha anticipato le mosse di Ginevra Jet che è in seconda pariglia. 200 metri iniziali da parte di Gigia Bug in 15,3. La leader che vede arrivare al suo esterno Gabri LZ, quale va a chiedere strada, non la ottiene. In corda rimane Gea Bella, primi 400 metri di corsa passati in 36. Dalla leader Gigia Bug che conduce il gruppo, di fuori Gabri LZ, alla corda Gea Bella, poi ancora Ginevra Jet che rimane al largo. A completamento dei primi 600 metri di corsa passati in 46,7 e si viene al passaggio davanti alle tribune. In terza posizione alla corda c'è Ginger Forget Kampf che precede Golden Rose SP, poi ancora Gea Horse. Giro passato in 1-2-2 da parte di Gigia Bug che è in vantaggio, inizia a scoprirsi in terza ruota ora Ginevra Jet, alla corda sembra un po' in difficoltà Gea Bella, avanti a Ginger Forget Kampf. Intanto la leader accelera e guadagna un po' di terreno, 1.17,8 il primo chilometro. Passa seconda Gabri LZ, scatta in terza ruota ora Ginevra Jet che si mette sulle gambe, inseguita da Golden Rose SP e da Ginger Forget Kampf a 400 dal palo. Ginevra Jet ha messo nel mirino Gigia Bug, in terza ruota c'è Golden Rose SP, Gigia Bug che si difende, mantiene mezza di vantaggio nei confronti di Ginevra Jet, 200 al palo, Gigia Bug in vantaggio, Ginevra Jet che attacca il suo esterno, poi Golden Rose SP, l'attacco da parte di Ginevra Jet che passa nei confronti di Gigia Bug nel finale, Ginevra Jet che si viene a staccare e a vincere nei confronti di Gigia Bug, al terzo posto Golden Rose SP. 1.16,9 per il successo di Ginevra Jet, da netta favorita Vincenzo Pisquaglio dell'Annunziata per Paolo Romanelli, i colori di Karin Walter Mommert, la figlia di Booster Winner e Sahara Tessa. Alla seconda corsa in carriera stacca il ticket di Maiden, un secondo e un primo per la vincitrice Ginevra Jet. VP dell'Annunziata in salchi, al training Paolo Romanelli, alla proprietà Karin Walter Mommert.